(12 agosto, Friuli). Si parte per la montagna. Partendo da Palmanova si costeggia una lunga teoria di mobilifici, capannoni, negozi della grande distribuzione, il Friuli del 2000. Il monte che si trova alle mie spalle è stato l'epicentro del terremoto del 6 maggio 1976 che sconvolse il Friuli. Le macerie di una chiesa distrutta dal terremoto del Friuli. Abbiamo visto lungo la nostra strada stati, fabbriche, mobilifici che hanno soppiantato l'anima dell'antico Friuli. Questa chiesa e questo borgo furono distrutti l'alba del 6 maggio 1976. Questa data è uno spartiacque fra il Friuli antico, contadino di una volta, e il Friuli moderno delle industrie di oggi. Friuli che era un portale alto medievale, sicuramente prima del 1000 e sicuramente di costruzione longobarda. Una bifora veneta che ricorda la secolare presenza in questa zona della Repubblica Serenissima. Questa chiesa delle Prealpi, notiamo, ha un simbolo orientale. Insieme a questo muro un bassorilievo tipicamente bizantino, raffigura un uomo, una donna e le palme, simbolo di pace. Altre due immagini di ispirazione bizantina, una donna ed un uomo. Quest'uomo con la barba dà un'immagine di regalità. E per finire, sui resti della chiesa notiamo un capitello corinzio. Siamo a Venzone. Questo palazzo del comune ricorda i palazzi che possiamo trovare a Belluno, Udine, Vicenza, Padova. Fluviali. Siamo a Venzone, vicino al fiume Tagliamento. I paesi vicino ai fiumi erano soliti raccogliere le pietre dei fiumi per fare le loro strade e le loro piazze. Un'immagine alto medievale, il Cristo stilizzato con le stelle. Tipica chiesa romanica, perché sopra il portone c'è un arco a tutto senso. Le finestre sono piccole e la forma è a capanna. Le finestre erano piccole, la forma era opprimente, perché la chiesa doveva essere buia per incutere paura nei fedeli dei secoli bui. Questa chiesa bellissima è stata tutta ricostruita.
1964 l'allora arcivescovo di Cracovia Carlo Wojtyła, futuro Papa Giovanni Paolo II, celebrò qui una messa. Da Venzone il viaggio continua verso Sappada e il Cadore. Di sera siamo arrivati a cima a Sappada, a metri 1290 sul livello del mare. Sono le 7:30, siamo arrivati dopo il giro del Friuli e qua. Ultima notizia, grazie per l'ascolto.